Io avrei licenziato i professori. Se io fossi il ministro, io avrei licenziato i professori che hanno promosso questi studenti. Questo è un segnale di anarchia, questo è un messaggio, un urlo che viene dato ai livelli molto alti anche in termini politici, istituzionali, gerarchici. Solo che non illudiamoci che questo urlo venga dagli studenti. Questo è un urlo di sistema. Il boicottaggio degli esami orali alla maturità non è semplice ribellione per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano da anni specializzato in tematiche giovanili, ma è qualcosa di più che riguarda anche quella che dovrebbe essere l'alleanza tra corpo docente e studenti. Casteller ribalta l'ottica maggioritaria: sul banco degli imputati, più che i maturandi, ci sono i prof. Io non credo che uno studente arrivi all'orale e solo in quel momento evidenzia di non voler fare l'orale. I segnali li aveva già dati prima, probabilmente nel comportamento, nelle dinamiche relazionali, ma soprattutto nelle dinamiche di apprendimento nei 5 anni della scuola che ha frequentato. Quindi il segnale da parte del corpo docente c'era già stato. Assolutamente, l'hanno avuto, l'hanno avallato, benissimo. Vuol dire che sono d'accordo nel modello di alterazione delle regole. Il messaggio che uno studente maturo, nel momento in cui decide soggettivamente di sottrarsi a una prova, lascia degli spazi immensi nella società, perché chiunque di noi in altri momenti potrebbe sottrarsi dalle proprie responsabilità. Insomma, la questione è seria, fa intendere Casteller, con un inquietante parallelismo storico. Io penso che rischiamo di dare spazio a delle ideologie, e uso un termine pesante, che in un certo periodo storico hanno gambizzato persone perché avevano il coraggio di fare una sorta di riforma del diritto legislativo contrattuale, e conosciamo bene quel periodo storico di persone che hanno espresso una forma di anarchia diretta verso il sistema, sia istituzionale che formativo. Ecco, io vorrei evitare queste derive. Quindi ritornare a tempi bui. Il rischio è di ritornare a un certo periodo storico, quindi mi permetto di dire pesantemente che la responsabilità non la attribuirei solo a quel povero studente, ma la attribuirei, che sembra essere anche una persona che ha rivendicato dei diritti, con dei principi, ma io penso ci sia una grossa responsabilità da parte del corpo docente che c'è stato alle spalle e ha avallato tutto questo.